Eccomi, vi voglio leggere gli spaghetti alla San Gennaro. È una mia versione speciale di un'autentica delizia napoletana, legata a doppio filo col patron, che si dice andava matto per le acciughe e le briciole croccanti. Come si fanno questi spaghetti San Gennaro? Sono facilissimi. Mettete la pentola d'acqua su una fiamma pronta ad accogliere gli spaghetti. Fino al termine della cottura potrai dedicarti alla creazione del condimento. Sminuzziamo il pane fino a ottenere briciole perfettamente croccanti. Quest'ultime vanno tostate, poi sbucciamo uno spicchio d'aglio e li facciamo rosolare in padella con circa 3 o 4 cucchiai di olio. Vi raccomando, l'olio extravergine. Assicuratevi che l'aglio diventa colorito senza bruciarsi. A me mi piace un poco bruciato l'aglio, devo dire la verità. Aggiungiamo poi le briciole di pane, le saltiamo velocemente